Era una partita da non sbagliare per la Zanetti Bergamo e questa sera le rossoblù hanno risposto presente giocando una buona pallavolo e portando a casa 3 punti fondamentali per allontanarsi dalla zona salvezza. Le orobiche si impongono sulle piemontesi per 3-1 in rimonta dopo aver perso il primo set con i seguenti parziali 22-25, 25-23, 25-22, 25-16. Il primo set è molto equilibrato, con la Zanetti sempre avanti di poche lunghezze e con la Bosca che rimane sempre attaccata al parziale. Sul punteggio di 20 le gatte però iniziano a graffiare e mettono la freccia superando le rossoblù e andando a vincere il set. Nella seconda frazione l'equilibrio è ancora più evidente, le due squadre effettuano sorpassi e controsorpassi, ma è Bergamo che riesce a spuntarla. Da sottolineare l'ingresso in campo di Prandi e Dumancic, le quali cambieranno il corso della gara. Il terzo set sembra essere una fotocopia del primo. La differenza è che Bergamo mantiene bene il vantaggio acquisito e chiude il parziale con una palla di seconda di Vittoria Prandi, autrice di un'ottima prova anche a muro. L'ultimo parziale è una lunga cavalcata vincente per Lode e compagne, che creano un vantaggio importantissimo sin dai primi punti. Le gatte hanno evidentemente tirato i remi in barca e Bergamo si porta a casa set e match, nuovamente con un tocco di seconda intenzione della palleggiatrice numero 7. MVP del match è Kalia Lanier, con 21 punti realizzati, ma assolutamente fondamentale è stato l'apporto dei due centrali e la regia di Vittoria Prandi. La Bosca San Bernardo Cuneo resta bloccata a quota 19 in classifica, mentre la Zanetti Bergamo con questi 3 punti arriva a quota 14.